Eder, Mech, Pallister. Le modalità di suicidio da sacchetto non sono frequenti, però esistono nella casistica. Non esistono suicidi con tutta questa plastica, perché non è frequente ritrovare persone che decidono di compiere gesti estremi utilizzando sacchi neri, sacchetti da spesa, cordini, lassi e soprattutto con tossicologia negativa. La casistica, ma questo non sono io, ma lo ha scritto nero su bianco il professor Fineschi, che conosciamo tutti, è il direttore della medicina legale della Sapienza, a tossicologia negativa, perché Liliana Resinovic non aveva assunto sostanze di ogni genere, farmaci, alcol, droghe o quant'altro per stordirsi. Tra l'altro questo cordino che è stato ritrovato è un cordino lasso. Noi abbiamo scritto nella nostra posizione che ha una funzione meramente ornamentale. I sacchi neri non sono assolutamente funzionali all'evento suicidario e purtroppo questa indagine, a mio avviso, sconta di una impostazione che invece io ho definito suicidio-centrica, perché si è partiti dal suicidio e credo che ancora ci siano delle forti propensioni verso questo tipo di soluzione, cosa che sinceramente alla lunga non regge e non convince non solo gli studiosi, i tecnici, ma neanche l'opinione pubblica, proprio in ragione di tutta una serie di situazioni, condizioni. Tenete anche presente che noi abbiamo anche lavorato su un'autopsia psicologica che nei casi di morte equivoca o morte sospetta da sempre rappresenta uno degli strumenti di investigazione elettivi che dovrebbero essere utilizzati. E ricordiamoci anche che c'è una consulenza informatica sui dispositivi di Liliana Resinovic che con chiarezza, in modo oggettivo, parla di tutto tranne che di suicidio, neanche in modo mediato o indiretto. Questa donna viene descritta da tutti come una donna molto mite, ma che non aveva assolutamente nessuna ideazione suicidaria, non c'è mai stata, e quindi da qui bisogna partire e in questo senso va sviluppata l'indagine, anche perché nei casi in cui c'è una ipotesi di suicidio bisogna trovare il movente, anche perché nelle ipotesi suicidarie anche il movente è importante, cosa che è assolutamente inesistente nel caso di Liliana. La tossicologia è stata molto, molto chiara, non lascia nessun dubbio. Liliana non aveva nessuna sostanza, non c'erano assolutamente possibilità, tant'è che la cosa, restando alla dinamica del possibile gesto, diciamo, estremo di Liliana, fa acqua da tutte le parti, perché una donna che compie questo gesto non può avere quella posizione in cui è stata ritrovata simil dormiente, piegata senza nessun movimento. Il tappeto vegetale sottostante al cadavere era inalterato, era integro, i sacchi neri non avevano strappi, non avevano segni. Tenete presente tra l'altro che sui sacchi e sulle buste non sono state ritrovate impronte papillari di Liliana, quindi ovviamente questi elementi messi insieme sono tasselli che a nostro avviso, uniti anche a tutta una serie di considerazioni, rendono assolutamente minima la possibilità di procedere verso questo tipo di ipotesi. Assolutamente. Ci sono tutta una serie di ipotesi che invece meritano e meriterebbero di essere sviluppate. Di questa vicenda si parla sempre delle stesse cose, invece ci sono tutta una serie di sviluppi, tutta una serie di elementi che sono importanti. Io credo, lo dico sempre, che la verità passa da Claudio e da Sebastiano. La verità di questa vicenda passa attraverso diciamo, lo studio dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle dichiarazioni di queste due persone, che in alcuni casi hanno lasciato un po' perplesso diciamo,
il loro comportamento e le loro dichiarazioni di entrambi, quindi vanno sviluppati questi aspetti perché Lilly non è stata attaccata da soggetti, se si tratta di un fatto omicidiario, da soggetti che sono fuori dalla sua sfera di relazione. Ci sono dei DNA che cercano identificazione, però partiamo dal dato che se, come è possibile ipotizzare, ci sia stato un trasferimento di questo corpo nel parco, questo può essere anche qualcosa di giustificabile. Teniamo presente poi che questo corpo è stato esposto in quel parco che normalmente è frequentato da soggetti e da persone in libertà. L'autopsia psicologica è stata fatta già da molti mesi, il quadro di Liliana è stato ben individuato e rappresentato, quindi noi sappiamo chi era Lilly, noi sappiamo le sue frequentazioni. Terzo, quarto, quinto uomo non è interessante allo Stato se non si stabilisce innanzitutto quando è morta questa donna, perché non dobbiamo mai dimenticare che per i consulenti della procura questa donna è morta addirittura pochi giorni prima del 5 gennaio del ritrovamento del cadavere, quindi questo significa che Lilly è stata in giro per più tempo viva a Trieste, scomparsa il 14 e quindi ritrovata il 5, morta pochi giorni prima. Ipotesi estremamente complessa, ecco perché si ragiona sempre sul fatto che forse, probabilmente, non sta a me dirlo, ma ci sono dei consulenti qualificati che hanno anche preso posizione su questo, pensando alla possibilità che il corpo possa essere stato conservato, magari già un cadavere in un luogo naturale. Siamo in Friuli, siamo in zone molto fredde, soprattutto di notte. Trieste, il vallone di Gorizia è famoso per le doline. Durante la prima guerra c'erano delle escursioni termiche enormi, più di 10-12 gradi, quindi si ragiona perché non ci sono punti fermi, perché la medicina legale che è stata fatta da professionisti importanti della procura in prima istanza però non ha dato risultati confortanti, risultati spendibili da un punto di vista scientifico, tant'è che il GIP la prima cosa che ha accolto è quella di rifare completamente, per quanto è possibile, perché non sempre poi si può tornare indietro e ritrovare le cose. Speriamo che la grande esperienza della professoressa Cattaneo, se dovesse decidere tra l'altro di effettuare un'esumazione del cadavere, che penso che sia cosa buona e giusta, anche se anche per il fratello non è un'operazione che si fa con leggero, è molto dolorosa, però se è necessario, per la verità Sergio, il fratello che io tutelo, è pronto anche a compiere questo ulteriore, diciamo, sforzo da un punto di vista umano e da un punto di vista emotivo. Bisogna capire anche quando è morto, perché i vestiti, alcune situazioni di natura circostanziale ci dicono che probabilmente questa donna Lilly è morta lo stesso giorno in cui è scomparsa, però i consulenti della procura si erano espressi per una data diversa. E beh, non è poco, perché capire questa donna se è stata realmente errabonda per Trieste o in altri posti per più di 20 giorni è un elemento molto importante. La procura ha fatto una operazione, diciamo, di esperienza, dicendo a me non interessa quando è morto a questo punto, perché io non ho trovato dei reati, quindi o è morta il 14 dicembre, è morta ai primi di gennaio del 2022, per me è indifferente, non ho trovato dei reati. In realtà questa giustificazione non è stata appagante, non ha detto neanche di fronte al GIP, che invece ha detto io voglio sapere quando è morta, anche perché esiste l'istigazione al suicidio, che è un reato molto importante, molto delicato e che va sviscerato finché è possibile farlo, se tecnicamente ci sono ancora elementi che ci consentono di lavorare su questo. Il GIP praticamente
ha accolto in modo pieno quello che è stata la nostra opposizione. Noi abbiamo portato tutta una serie di elementi che sono stati accolti pienamente. Vorrei mettere in evidenza un aspetto che è un aspetto in generale per me. Ho seguito tante vicende. Qua non ci sono due squadre, non è una partita di calcetto, la squadra del suicidio e la squadra dell'omicidio. Qua ci sono più soggetti che cercano di arrivare ad una vittoria, che è quella della giustizia, perché questa donna mite, pensionata, è stata scaricata come un giocattolo rotto, come residui di macelleria industriale su un freddo prato di Trieste. È giusto, è corretto che ci sia un'indagine analitica. L'indagine è un lungo esercizio di pazienza e di umiltà. Umiltà è una parola molto importante nel mondo dell'indagine e nel mondo del processo, insieme alla parola equilibrio. Umiltà significa riavvolgere il nastro e ricominciare, umiltà significa collaborare in modo fattivo con le parti che portano elemento, analizzare a 360 gradi tutti i passaggi. È vero che stiamo parlando di una consulenza importante data ad una professionista che tutti noi conosciamo ormai da tanto tempo, però è anche vero che la visione deve essere globale e unitaria in questa vicenda. Ci sono tanti pezzi anche di natura fattuale, non solo scientifica, gli atteggiamenti, i comportamenti, la collaborazione data a questa indagine. Sia Claudio Sterpin sia Sebastiano Visentin in molte occasioni hanno detto tutto quello che sapevano. Ci sono delle situazioni di grandi contraddizioni, ci sono situazioni dove gli stessi investigatori sono andati in difficoltà. Basterebbe ascoltare con attenzione le SIT che sono state anche registrate di Sebastiano Visentin del 28 novembre del 2002, dove il marito di questa persona, che dovrebbe dare un contributo pulito, netto, coerente, collaborativo al massimo, cade in un sacco di contraddizioni di fronte al procuratore capo e di fronte alla dottoressa Kergia. Questo fa parte della storia di questo processo, non mi invento nulla e senza tema di smentita posso dimostrare quanto dico, come faccio normalmente. Lo stesso Claudio Sterpin, quando va dalla polizia, si presenta spontaneamente, però omette di dire che con Lilli si vedevano in altri posti, oltre al furgoncino, al pulmoncino, alla sede sociale. E questo ha fatto sì che l'indagine non ha potuto verificare alcuni siti. Una cosa molto importante, Claudio Sterpin successivamente, sentito da questi difensori, cioè da me e dalla collega Obizzi, ammette di avere altri posti, altri siti dove andava a incontrarsi con Liliana. Uno di questi posti è molto vicino a Piazzale dell'Ospitale, dove una signora nel mese di dicembre del 2021, quindi c'era stata la scomparsa ma ancora non c'era stato il ritrovamento del cadavere, dice di vedere Liliana. Piazza dell'Ospitale a Trieste è attaccata in via Zlataper, che è uno dei posti dove Claudio si incontrava con appunto Liliana, ma che non aveva detto inizialmente, lo ha detto soltanto dopo un anno. Una signora che si è presentata alle autorità e ha detto di aver visto in data 22 di dicembre del 2021 una donna che somigliava. Tra l'altro questa signora ha contattato anche il marito su Messenger, il quale marito l'ha ringraziato, però nonostante ancora la moglie non fosse stata ritrovata, poi è stato ritrovato successivamente il cadavere, si è limitato soltanto a ringraziarla ed è rimasto là senza dare seguito a questa segnalazione di una signora che poi si è presentata all'autorità. Quindi è una persona che sicuramente
in modo assolutamente spontaneo e buona fede ha cercato di dare il suo contributo, non soltanto i dati scientifici, ma i dati scientifici che poi devono essere letti in modo globale e unitario con tutti questi pezzi, ma ce ne sono tantissimi. Pensate solo a questo, il caso è veramente complesso. Voi dovete pensare che dalle 9:12 alle 12:10 di quel 14 dicembre il telefono di Sebastiano non ha nessuna segno di vita, è fermo, è spento, e questo non succedeva quasi mai. Noi abbiamo depositato una consulenza a tal riguardo. Lui dice di aver lavorato all'interno di quel laboratorio, ma l'ultima ora di quella mattina, cioè dalle 11 meno un quarto fino alle 12:10, i consumi sono quasi pari allo zero. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere sicuramente sviluppate. L'indagine deve essere completa, un'indagine non può dare soltanto degli spunti, dei pezzi, non può prendere soltanto alcune emergenze e non valutarne altre. Il problema serio, serissimo, è che noi tutti stiamo aspettando questo ulteriore analisi scientifica, che è la consulenza medico-legale, con la speranza però che ci siano cose ancora da fare, perché neanche la professoressa Cattaneo, per quanto esperta e qualificata, fa i miracoli, e ci deve essere il materiale sul quale lavorare, e tante cose purtroppo quando si torna indietro dopo un paio d'anni non sempre si possono rifare le stesse cose. Penso che non ho neanche più voglia di vivere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.